Sportivi siciliani, ben ritrovati. È un piacere e un onore. La trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, che ritorna qui in diretta su Sesta Rete ogni domenica, non più alle 19, ma adesso a partire dalle 19:30 sino alle 21. Raccontiamo ogni domenica il calcio dilettantistico dal campionato di interregionale sino al campionato di prima categoria, e da quest'anno faremo anche una finestra sul calcio a 5 che è molto seguito qui in Sicilia. Tantissime novità, intanto subito qui alla mia sinistra la prima penaltina, la nostra nuova prima penaltina di questa edizione 2013-2014 di Penalty, ovvero Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Buonasera. E soprattutto buon lavoro, perché ti aspetta una stagione intensissima e poi anche un debutto televisivo, quindi insomma un po' di emozione ci sta pure, no? Certo, è ovvio, è normale. Benissimo. Chi invece rimane sempre al suo posto, lo abbiamo lasciato l'anno scorso e lo ritroviamo subito anche in apertura del nostro programma Impostazione, ovvero Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a tutti. Infatti, ben ritrovati a tutti i nostri fedelissimi che ci hanno seguito già nelle passate edizioni e che aspettavano con ansia il ritorno della nostra trasmissione. Trasmissione che appunto ritornando in diretta qui su Sesta Rete si veste di nuovo e lo fa con una nuova scenografia, e io devo a questo punto per forza ringraziare la straordinaria disponibilità del nostro scenografo Salvo Campo, che per l'occasione ho invitato qua in studio. Ciao Salvo, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato anche a te. E subito la battuta: perché questa scenografia legata ai grandi nomi del calcio mondiale? Sì, molti palloni d'oro, l'idea delle figurine con cui tutti quanti abbiamo più o meno giocato e fatto la raccolta, e ovviamente sono partiti loro dai campionati minori per arrivare a questi livelli. Quindi di diciamo buon auspicio per quelli che fanno il calcio dilettantistico. Grazie perché la tua idea è stata straordinaria. Voglio anche una cosa ricordare, che le penaltine saranno 3 quest'anno. La prima l'ho già presentata, è la nostra Federica Di Benedetto. La seconda è un po' particolare perché è la penaltina on the road, ovvero la nostra Lorena. Ciao Lorena. Buonasera a tutti. Lorena Gulisano, che è emozionatissima, però sarà colei che manderemo in giro durante il corso delle puntate di Penalty, perché cercheremo di scoprire l'altro lato del calcio dilettantistico. Sì. E so che stai preparando delle cose legate soprattutto alle scuole calcio, no? Sì, già stiamo preparando appunto degli spot su vari campi sportivi dove ci sono tanti ragazzini, comunque una cosa molto bella che poi vedremo. Benissimo, attenderemo con ansia quindi i tuoi servizi, che ci racconteranno l'altro lato del calcio dilettantistico, quello proprio giovanile, che è molto amato e molto seguito. Tra poco comunque conosceremo l'altra seconda penaltina, perché lei ufficialmente è la terza, l'altra seconda penaltina, che è la nostra splendida Giulia Bonaccorsi. Allora, io vi ringrazio per questa apertura di Penalty, perché era doverosa, soprattutto per Salvo Campo, che ha lavorato tantissimo per la realizzazione di questa scenografia. A te Lorena chiaramente auguro il buon lavoro. Grazie. E il buon lavoro ce l'ha augurato anche il nostro direttore giornalistico di testata, ovvero Chris Grasso, che ha voluto omaggiarci con un suo pensiero all'apertura ufficiale appunto della nostra trasmissione Penalty. È un piacere e un onore per me fare gli auguri ed in bocca al lupo alla nuova redazione di Penalty, alle nuove penaltine, e all'amico e collega Ettore Tortorici per questa nuova avventura nella nostra nuova sede, con una nuova scenografia anche del programma. È il primo programma in diretta che parte da questi studi di Sesta Rete, dei nuovi studi di Sesta Rete, dopo ovviamente il telegiornale. Io mi auguro che il mio saluto possa portarvi tanta fortuna, perché è un programma, Ettore lo sa, su cui noi puntiamo tanto, un programma che parla di calcio dilettantistico, quel calcio di cui il grande calcio e i mass media spesso non parlano. Che dire, non resta altro che iniziare, che accendere i riflettori e le telecamere e augurarvi davvero grandi successi di qui alla fine della stagione.
Eccoci dunque rientrati, un grazie naturalmente a Chris per il buon lavoro che ci ha augurato per questa prima puntata di Penalty, che vi ricordo va in onda ogni domenica sera alle 19:30 in diretta, siamo in replica alle 23 e in replica anche domani mattina, lunedì, a partire dalle ore 8:30. E do subito il benvenuto al nostro primo ospite ufficiale di questa nuova edizione, mister Renato Marletta, che insomma aspettavamo da tanto tempo e adesso finalmente fa parte anche lui di questa bella famiglia di Penalty. Ciao Renato e ben trovato. Grazie Ettore, grazie a tutti e soprattutto complimenti per la trasmissione che inquadra per un attimino quello che è il calcio abbandonato. Bene, siamo contenti perché facciamo contenti tantissimi addetti ai lavori. Abbandonato ma seguito da tanta gente. È vero, è vero, è vero. Renato Marletta, doppia veste, presidente Tripla. Tripla, infatti, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori per quanto riguarda la Regione Sicilia, anche dentro un calcio che è giocato, quello del San Gregorio. Sì, faccio da quest'anno il direttore generale del San Gregorio perché Carlo Bratti, il mio ex giocatore, nonché presidente attuale, era tra le sabbie mobili, ha cercato qualche amico per cercare di risollevare le sorti. Beh, non è andato male l'inizio della stagione. Di questa comunque, società che mi ha visto protagonista nell'82 quando allenavo per 5 anni in prima categoria, per cui in un mondo dilettantistico pieno di false promesse e di falsi soldi o false e poi quest'anno in maniera esagerata. L'unica mosca bianca in questo momento è il San Gregorio, che ha promesso quello che può mantenere, per cui abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che hanno sposato la nostra causa e cerchiamo, se ce la facciamo, di mantenere la categoria. Perfetto, parleremo della categoria di appartenenza del San Gregorio, ovvero dell'eccellenza, subito dopo però aver parlato del campionato di interregionale, la famosa Serie D, che quest'anno insomma vede ai nastri di partenza tante squadre importanti, capoluogo anche, non dico di provincia, ma con un bacino di seguito non indifferente. Non sta andando benissimo, ma neanche tanto male, perché nelle zone alte abbiamo la città di Agrigento, l'Agragas, che cercherà di salire in seconda divisione. Vediamo subito i risultati e la classifica, poi insieme al nostro Carmelo commenteremo giustamente questo girone. Parliamo del girone I del campionato di interregionale, giunto oggi alla sua 15ª giornata. Battipaliese Interreggio 1-1. A Messina, Pomigliano batte Messina 1-0. Comprensorio Montalto, Agropoli 1-1. A Piraino, Torrecuso batte Due Torri 3-2. A Licata, Savoia batte Licata 2-1. Noto Vibonese 1-1. Nuova Gioiese Cavese 0-0. A Ragusa, Orlandina batte Ragusa 4-0. A Rende, Agragas batte Rende 2-0. Il Savoia, vincendo fuori casa a Licata, balza in vetta in classifica per quanto riguarda questo girone I del campionato di interregionale, ma guardiamo la classifica al completo. Savoia 39 punti, Agragas 37, Nuova Gioiese 29, Cavese e Torrecuso 26, Noto Battipagliese 23, Comprensorio Montalto, Interreggio, Somigliano, Orlandina 22 punti, Agropoli 20, Due Torri 18 punti, Città di Messina 13 punti, Rende 6, Licata e Vibonese 5, chiude la classifica Ragusa con 4 punti. Sottolineiamo anche che il Città di Messina e il Rende hanno una partita in meno, Ragusa un punto di penalizzazione e Licata addirittura 2 punti di penalizzazione. Carmelo, ho detto che è un campionato un po' particolare perché non girano tanti soldi, ma l'Agragas forse vuole raggiungere questa sospirata categoria dei professionisti. Diciamo che è un campionato particolare per noi perché forse per la prima volta, forse il direttore Marletta potrà darci qualche riferimento storico in più, per la prima volta non ci sono squadre della provincia di Catania in Serie D, questa per noi sì, è una stagione un po' triste tra virgolette, ma è comunque un campionato, un girone di Serie D di buon livello tecnico che ci continua a dire che l'Agragas di Pino Rigoli continua a essere in corsa per la vittoria finale. Oggi entrambe, sia l'Agragas sia il Savoia capolista, avevano un impegno agevole, lo hanno liquidato con relativa facilità, il Savoia ha espugnato il Dino Liotta di Licata per 2-0
2-0, doppietta di Scarpa, doppietta anche per Saraniti nell'Agregas, nella vittoria in terra silana a Rende. Tra l'altro la doppietta di Saraniti accende da tanta la concorrenza in attacco dell'Agregas. Agregas, ricordiamo, lunedì scorso sono aperte le liste, si è aperto il mercato dilettantistico. L'Agregas ha fatto 2 colpi, ha preso Maurizio Nassi, attaccante che ha giocato anche in Serie B, Regina e quant'altro, ed è un giocatore che ha una grande voglia di rivincita dopo essere stato coinvolto nella vicenda scommesse, e ha preso anche Lauria, altro ex Ternana, un giocatore che ha trascorsi importanti, quindi tanta concorrenza e un Agregas, come detto, in corsa per Renato, certo ci manca un po' il fatto che qualche squadra catanese insomma poteva competere, non dico per vincerlo questo campionato interregionale. La memoria storica era il comprensorio normanno, nonché ex Paternò. Dicevo, ti ricordo da quanto tempo non succedeva che una squadra che non ci fosse nemmeno una catanese in interregionale. Che ha dovuto rinunciare per mancata di risorse economiche. Beh, è anche vero che Paternò non viveva da poco tempo. Ma quantomeno aveva ultimato il campionato. Dico, perdere un interregionale, se tu consideri che squadre in eccellenza per vincere il campionato spendono una barca di soldi, non diciamo le cifre, una squadra che già era in interregionale o in CND, che si poteva iscrivere con 30.000 euro, ha rinunciato, è veramente segno del malessere che sta vivendo il nostro calcio. Però Renato, non bisogna pensare soltanto all'iscrizione, poi c'è il mantenimento di trasferte, rimborso spese, allora, personale. io questi campionati li vivo, dico, da qualche giorno, perché ho i capelli bianchi. Non ricordo a memoria che ci siano state falsità come quest'anno, proprio perché tante società si sono attrezzate in estate in pompa magna, sapendo che l'aspetto economico, già gestionarlo nelle famiglie, già gestionarlo nella nostra Italia, diventa estremamente difficile, per cui questa stereofilia di andare a prendere ancora calciatori, il calciatore dilettante dovrebbe capire purtroppo che non è più il tempo che si può sostenere le famiglie con il guadagno. Mi fa piacere che lo dice Renato Marletta, perché questa cosa noi l'anno scorso insomma ci siamo fatti un po' paladini. No, ma ed è giusto è improponibile, ma tant'è che il Licata, il Ragusa, tutte queste società che professano professionismo, è un falso dilettantismo. È vero. Cioè le società dovrebbero fare, come dicevi tu, il passo quando è lunga la gamba. L'Agregas in questo momento, io ho avuto la sfortuna di fare il direttore qualche anno fa, ai tempi di Neckes presidente, sta vivendo di luce propria, perché Alessi è uno che sta investendo nel calcio. C'è ancora qualcuno che investe nel calcio? Sì, sta avendo una discreta risposta da parte della città, che vive altri problemi. Con il calcio cerca di recuperare in parte. Secondo me potrebbe alla fine spuntarla, anche perché Rigoli è uno dei nostri allenatori vincenti, tra l'altro ha anche frequentato il corso di master di prima categoria. Per cui diciamo è una corsa a due, ma se guardiamo le altre che riescono anche a falsificare il campionato, società che prima non si presentano, poi giocano con la Juniors, questo naturalmente non è un buon segno per il nostro calcio. Infatti sottolineiamo per esempio il Licata, insomma, all'inizio della stagione sembrava che avesse preparato una stagione ma se addirittura ci siamo inventati anche dirigenti cinesi, insomma, è tutto dire. Però vedo che anche il Ragusa non scherza i suoi problemi. Città di Messina, che forse l'anno scorso sperava nel grande salto, quest'anno sta arrancando, mentre invece il Due Torri probabilmente riuscirà magari quantomeno a salvare la categoria. Il Due Torri è una matricola che ha avuto il buon gusto di sapersi gestire da matricola, cioè non ha esagerato. Alla fine, se riesce a mantenere così, io ho parlato con l'allenatore proprio qualche giorno fa, non stanno facendo spese folli, anche perché, ti ripeto, il concetto è questo qua: se tu giochi con i giocatori dell'Interland riesci a gestirli, è vero. Ma se tu fai delle spese incredibili, gestione, ristorante, alberghi, case. No, non chiudi la stagione. Come si fa in campionati che sono, a parte il fatto che l'interregionale è un campionato che già di solo trasferte ti costa una barca di soldi, perché tu porti da andare da Gliaga di Piraino in Campania, in Calabria, già gestire una trasferta non è facile. Sono spese folli.
Carmelo, per chiudere un po' la parentesi legata al campionato interregionale, io credo che comunque a questo punto la vittoria se la giocano un po' queste due società che vogliono effettivamente a tutti i costi raggiungere il campionato dei professionisti, ovvero il Savoia e l'Acragas. Sì, soprattutto perché lo ricordiamo, è un anno determinante, l'anno prossimo partirà in Lega Pro la vecchia Serie C, si torna al girone, alla Serie Unica, alla Serie C Unica, quindi chi entra, chi riesce a essere promosso quest'anno entra nel grande calcio con buone possibilità di rimanerci, e i margini per eventuali ripescaggi non ci sono. Sottolineiamo solamente per chiudere la pagina, hanno perso Due Torri e Città di Messina, invece è tornata alla vittoria l'Orlandina di Raffaele che ha vinto 4-0 a Ragusa. Peccato perché l'Orlandina aveva cominciato molto bene questo campionato, si è un po' Scusa, persa per mi strada. permetto l'inciso? Sì. Anche qua un momento di esterofilia. Ma come si può prendere Agnolin, direttore generale, a capo d'Orlando? Ci voglio dire, insomma, un po' di fantasia. stiamo scherzando. Solo Perché sono un po' fantasia. fissati con gli arbitri, perché prima c'era Graziano Cesari, Dico, con ora tutto, hanno con preso tutto il Agnolin. rispetto per Agnolin, voglio dire, Probabilmente insomma, verrà a Collina fra qualche settimana. ecco, non c'era bisogno di scomodare Agnolin per fare direttore di una Un società po' interregionale. esagerata questa cosa, va bene. Ok, ci dobbiamo fermare carissima Federica perché? Sì, Ettore, un brevissimo stacco pubblicitario. Torneremo tra pochissimo ancora con penalty. Hai imparato tutto a memoria, eh? Adesso di nuovo penalty a voi studio. Eccoci rientrati in studio, questa è Penalty, la trasmissione che parla solo ed unicamente del calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D, l'interregionale, sino al campionato di prima categoria, quest'anno con la finestra dedicata al calcio a 5, molto amato e molto seguito qui in Sicilia. È il momento adesso di parlare del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati del girone A. Alcamo San Cataldese 1-0. Atletico Campofranco Rivera Marmi 2-2. A Castelvetrano Mazzara batte Folgora Selinunte 1-0. A Palermo Leonfortese batte Parmonval 3-1. Rocca di Caprileone Camarat 1-1. A San Giovanni Gemini Profavara batte San Giovanni Gemini 3-0. A Calascibetta Raffadali batte San Sebastiano 3-2. Serra di Falco, Sport Club Marsala 3-3. Bene, sottolineiamo che con questa vittoria fuori casa la Leonfortese si avvicina alla vetta della classifica che comunque è guidata dal Camarat. Guardiamo la classifica al completo. Camarat 32 punti, Leonfortese 30, Alcamo 29, Serra di Falco 27, Real Caprileone 22, Marsala Parmoval 20 punti, Profavara Campofranca 18 punti, Rivera Marmi San Cataldese 15, Mazzara 14 punti, Gemini 12 punti, San Sebastiano, Folgore e Raffadali chiudono la classifica a 9 punti. Diamo anche lettura del tabellino del prossimo turno, sarà la 15ª giornata, si giocherà domenica prossima 15 dicembre. Questo è il tabellino: Camarat Parmonval, Leonfortese Alcamo, Mazzara Rocca di Caprileone, Profavara Folgore Selinunte, Raffadali San Giovanni Gemini, Riviera Marmi Custonaci contro Serra di Falco, San Cataldese Atletico Campofranco, Sport Club Marsala contro San Sebastiano. Allora, credo che forse questo è l'anno anche della Leonfortese. L'anno scorso c'è stato probabilmente un assestamento societario. Forse quest'anno la squadra di Mirto è partita col piede giusto e non è escluso che possa essere veramente la squadra che più di tutti ambisce a vincere questo girone e quindi il campionato di eccellenza. Noi l'anno scorso, Ettore, ci eravamo lasciati con qual è la rivelazione in negativo di quei gironi di eccellenza. Avevamo decretato la Leonfortese. Quest'anno però la società ha fatto la scelta corretta di confermare Gaetano Mirto, che con meno pressioni e forse con meno aspettative complessive detti ai lavori e dell'ambiente è ripartito e sta facendo un lavoro eccellente. Però c'è da dire che questo girone A di eccellenza è un campionato estremamente interessante, perché c'è il Camarat in testa, anche il Camarat dopo un paio di stagioni di assestamento è ritornato di prepotenza a lottare per i vertici, ma anche là l'Alcamo ancora può dire la sua per il primo posto. E attenzione al Serra di Falco, che è una squadra che gioca veramente un ottimo
calcio l'anno scorso ha stravinto il girone A in promozione e quest'anno vuole mantenere alte le proprie ambizioni. Se consideriamo che nelle retrolie ancora il Rocca di Caprileone ha un'ottima intelaiatura, il Marsala, c'è la Cancatardese che può recuperare, ne viene fuori un campionato estremamente interessante. Allora, mister, la scuola di Mirto credo che comunque sulla carta potrebbe avere però qualche chance forte. La competenza tecnica di Gaetano che è riconosciuta, certo. C'è da dire anche il lavoro che il lavoro che sta facendo Roberto Bellomo, che è consigliere nazionale dell'AIC, che fa il direttore, ma soprattutto la solidità societaria, perché mi dicono che quello che promette va mantenuto, per cui questa qua è una garanzia. Quest'anno però, direttore, perdoni se la interrompo, hanno un po' abbassato il budget. Hanno abbassato ma mantengono. Hanno abbassato, è vero, ma mantengono. I giocatori ogni mese prendono il rimborso spese, a differenza di tanti che promettono in estate e non mantengono. Però io credo che comunque questo è un campionato che lascia sempre il dubbio, no? Nel senso che un po' tutti poi alla fine cercano disperatamente di entrare nel giro dei play-off. Allora, rincorrere le allodole è uno specchio per i tifosi, no? Perché sì. Allora, è come le società un anno prima si battagliano per vincere il campionato, l'anno successivo non si possono nemmeno iscrivere. È sempre così. Questo è il discorso che non c'è programmazione nel nostro calcio, perché quando mi si parla di progetti nei dilettanti mi viene da ridere. Infatti la Due Torri però è organizzata e nei dilettanti sarebbe opportuno vivere ad obiettivi e alla giornata, perché intanto per quanto riguarda l'aspetto economico dei dirigenti, perché se non c'è solidità nei dirigenti non puoi programmare o fare un discorso a posteriore. Ci sono squadre, voi vedrete che di qua alla fine del mese ci saranno delle grossissime novità, perché le società dovrebbero pagare la seconda rata dell'iscrizione. Già oggi una è stata penalizzata per un prelievo coattivo, una società importantissima, e oggi ha dovuto rinunciare. Perché ci dà delle certezze, ci dai delle certezze, perché oggi, segue il calcio ci oggi dà ha dovuto rinunciare. certezze. Per cui, tra le altre cose, una cosa che non va dimenticata per le società che hanno un certo budget economico, si sono aperte le liste di trasferimento, per cui fino al 17 tutte le società potrebbero cambiare abito. Significa che tu sei partito con un gruppo di giocatori ad agosto, come sta succedendo per Siracusa. A Natale sarà tutta un'altra cosa. Nella San Pio. Adesso si rifanno il look tutte quante, per cui tutto quello che hanno già speso sono spese che non vai mai ad ammortizzare. Per cui c'è possibilità di ripresa per tutti, perché ti ripeto, adesso il nostro girone B stanno mantenendo le attese. Tra poco ne parliamo del tuo girone, perché è un girone. Però parecchie squadre vedono le partite domenicali falsate, perché una volta che tu giochi oggi contro il Siracusa, non è detto oppure batte la capolista e poi la settimana successiva non ti presenti, ma non ha senso. Tra altre cose c'è una normativa vigente da parte della federazione che vuole che tutte le società hanno l'obbligo di schierare la domenica la miglior formazione. Benissimo, abbiamo parlato del girone B così in maniera molto velleitaria, lo facciamo subito perché diamo lettura adesso dei risultati e della classifica e poi finalmente parliamo di questo San Gregorio che secondo me ha una bella possibilità quest'anno di non soffrire sicuramente fino all'ultima giornata. Nel calcio si soffre sempre. Risultati e classifica dunque del girone B del campionato di eccellenza. Ad Acireale, Football Club Acireale batte Acireale 2-1. A Vittoria, Gimnica Scordia batte 3-0 a Tavolino, Città di Vittoria. A Barcellona Pozzo di Gotto, Igea Virtus San Pio X 2-0. Mister Bianco Mazzarrà 1-0. Sport Club Siracusa Rometta 4-0. Sporting Via Grande Modica 3-0. Taormina Città di Rosolini 5-1. Tiger San Gregorio 4-0. Ebbene sì, nella vittoria del derby l'FC Acireale a questo punto consolida il primato in vetta nel campionato di eccellenza Girone B. Guardiamo la classifica. Acireale 31 punti, Tiger 29, Taormina Gimnica Scordia 24, Vittoria San Pio X, Mister Bianco e Igea Virtus 22 punti, Modica e Sporting Club Siracusa 20 punti, San Gregorio e Via Grande 17 punti,
Rometta 15 punti, Rosolini 14, Mazzarrà 8, chiude la classifica Cireale con 4 punti. Anche per questo girone diamo subito lettura del tabellino della prossima settimana, sarà la 15ª giornata, domenica prossima 15 dicembre 2013. Avremo le seguenti partite: San Pio Aciriale, Città di Rosolini Sporting Via Grande, Football Club Aciriale Sport Club Siracusa, Scordia Taormina, Mazzarrà Città di Vittoria, Modica Tiger, Rometta Mister Bianco ed infine San Gregorio Igea Virtus. Allora, il commento lo affidiamo subito a Carmelo e poi dopo sicuramente con Mister Marletta avremo modo di parlare ampiamente di questo girone. A te Carmelo. Sì, sicuramente oggi teneva banco il derby di Acireale, sì. Attesissimo il derby del Zuffarello, pronostici rispettabili. Il Football Club di Salvo Ricca si è imposto 2-1 su Acireale 1946, Acireale 1946 che è fanalino di coda, però per dovere di cronaca dobbiamo dire che sta lavorando settimana dopo settimana tutti gli impegni, vende cara la pelle anche oggi per ottenere i 3 punti. I Granata di Ricca ma bisogna salvare la categoria almeno per la Ciriale 1946. Credo che salvare la categoria sarà veramente difficile. Molto difficile. A meno che insomma che le crisi societarie a cui faceva riferimento il direttore Mister Marletta tolgano di mezzo altre società, come pare probabile, insomma la Ciriale 1946 che ha a propria volta le proprie vicissitudini, non sempre nelle condizioni di poter salvare il titolo, mentre meritano la copertina, la Tiger Brolo mantiene il secondo posto con la vittoria proprio sul San Gregorio, meritano la copertina le 2 rivelazioni che sono il Taormina di Saro Decento e lo Scordia di Natale Serafino, a sorpresa e straordinariamente terze. Avete perso sabato 4-0 contro la Tiger a Brolo, com'è questa Tiger? Una buona squadra. Le lancio subito una provocazione, mister, non è la più forte squadra di questo È la più forte? Allora, dire che sono squadre forti in questo momento è azzardato, perché in genere si devono fare dei forti gruppi. In questo momento la Tiger si fa privilegiare perché ha l'attaccante principe della categoria, che è Calabrese. C'è Sami Lauri, c'è Biondo, ecco, ma c'è da dire anche che c'è una società importante alle spalle e soprattutto un pubblico che la segue calorosamente, e sono dei fattori che in questi campionati fanno punti. C'è da dire che ancora, il discorso che ho detto poco fa, bisogna aspettare questo mercato di dicembre cosa offre alle altre squadre che si stanno potenziando. Però in questo momento bisogna comunque ad esempio, dare un plauso però all'FC Aciriale che ha perso Carbonaro per strada, è andato a Siracusa, anche oggi ha vinto, per cui bisogna vedere adesso cosa riserverà il mercato in queste squadre che tengono a fare bene, che poi sono non più di 3-4, perché per altre ancora c'è possibilità. Adesso bisogna vedere, direttore, se Santo Palma e Pasquale Leonardo decideranno di sostituire Carbonaro, nel senso che teoricamente la soluzione ce l'avrebbero già. Lo decide l'economia della società. Ecco, giusto. Teoricamente hanno già Daniele Costa, cioè il sostituto ce l'hanno in casa. Bisogna capire se in base alle risorse che ci sono, in base a quello che... Però diamo merito però all'FC di Aciriale, che comunque si è organizzata bene già dall'inizio della stagione. Insomma, è la dimostrazione che comunque se si organizza bene, quantomeno i frutti si vedono subito. A parte che ha avuto anche una costanza dei risultati, non è stato facile, e non è facile inserirsi in un tessuto come Aciriale, dove tutti quanti... qualche problemino all'inizio l'avranno avuto. Tifano per Aciriale 1946, che è stampato nel cuore degli acesi. Questo derby oggi, tra altre cose, era anche la giornata a Granata, perché alle promesse del 1946 non ha fatto mai seguire i fatti. Ancora oggi continuano a promettere. Fatto sta che nel calcio l'unica legge sono i numeri, sono all'ultimo posto in classifica. E quindi recuperare sarà difficile. Ribadisco il concetto, sul giudizio sulle due, sul Taormina e sullo Scordia, che sono a sorpresa terza. È vero. Altre realtà si stanno... Allora, Taormina di Decento, no? Il Taormina di Decento e lo Scordia. Il Taormina di Decento, che tra altre cose ha un pochettino rivoluzionato i ranghi, perché ha preso 2 o 3 ragazzi nel corso di questa apertura di mercato. Saro è uno che questi campionati li conosce a menadito, tra le altre cose lavorano in una società dove praticamente ti danno l'opportunità di lavorare tranquillamente, e questa è una cosa fondamentale. Lo Scordia è una neopromossa, l'entusiasmo a 1000, ma soprattutto
ha avuto il coraggio di fare delle scelte ben precise. Il discorso che ti dicevo poco fa, promette quello che può mantenere, per cui è inutile fare voli pindarici a promettere a calciatori piedi per terra, soprattutto in un ambiente dove Lino Gurrisi, che è il padrone della società, sì, e Natale Serafino, che tra altre cose è uno degli allenatori della Nouvelle Vague, come si può dire, sì, lavorano con tanto entusiasmo, e alla fine l'entusiasmo è una delle qualità importanti. È vero, è vero. E poi io credo che comunque Serafino li faccia giocare bene le proprie squadre. Io ho No, visto ma tra altre cose partita... hanno anche dei buoni giocatori nelle fila del... Insomma, per il risultato finale, secondo te, Allora, io l'FCA Ciriale inizialmente attualmente... mi ero espresso per il Siracusa, al grado delle disavventure. Grande delusione però. Delusione sì, anche se secondo me non si è arreso. Gli acquisti degli ultimi giorni, certo, dico, riprendere... 11 punti di distacco. 11 punti di stacco sono tanti, perché dovrebbero perdere le partite e le battistrade, loro li dovrebbero vincere tutte. Sarà una battaglia. Anche la San Pio non è da sottovalutare col nuovo mercato, anche se oggi ha inopinatamente perso con la squadra che giochiamo noi. Inopinatamente no, perché l'Igea Virtus è un'ottima squadra. È una di quelle squadre che era partito per un campionato di altissima classifica, ha perso qualche punto nelle ultime settimane, allora, ma sta me recuperando. È azzardato fare pronostici. Aspettiamo dicembre? Sia in alto sia in basso. Tra altre cose ricordo che 2 squadre retrocedono e 4 squadre fanno i play-out, per cui non è facile attualmente. Sotto direttore. Credo che però Acireale e Mazzarrà abbiano già un piede in promozione, allora, e aspettando comunque quello che sarà il destino di Vittorio Modico. Che domenica si chiude il giorno d'andata, si rigiocherà il 22 con la prima di ritorno, e 15 partite significa 45 punti in palio, e la matematica nel calcio non è un'opinione. Mi piace questa definizione di mister Marletta. Lui è navigato, ci gira intorno, però quello che abbiamo visto nelle... E la sua esperienza però adesso con il San Gregorio, pian pianino si vedrà. Io invece, credo che... tornando a fare questa analisi della concorrenza, come direbbero gli esperti del marketing, il suo giudizio invece sul Viagrande, che ha preso Fabio Buda, e c'è questa coppia d'attacco messinese Amante-Buda tutta da Viagrande credo che sia una delle squadre più giovani del campionato, si è rafforzata con è stata ripescata, è stata ripescata, si è rafforzata con qualche innesto, credo che abbia preso Mastronardi e qualche altro giocatore. È una squadra che comunque si salverà, secondo me, tranquillamente. Io voglio parlare del San Gregorio, devi parlare di questo San Gregorio. Il San Gregorio... Dove vuole arrivare il San Gregorio? Il San Gregorio ha un obiettivo, se ce la fa: uno, mantenere la categoria, che è la cosa più importante. Se non dovesse mantenerla, nessuno si strapperà i capelli. Bene. Perché era un discorso preventivato. Tra altre cose, a San Gregorio ricordiamo che nessuno paga il biglietto, i genitori dei ragazzi sono i nostri maggiori tifosi. La differenza è che noi stiamo dando l'opportunità a tanti ragazzi di competere in una categoria importante con molta chiarezza. Una passerella, vero? 3 allenamenti settimanali. In questo momento non ci sono rimborsi spese, anche perché, se mi permettete un inciso, si potrebbe aprire, do una chicca a Sesta Rete, la possibilità di cambiare presidente. Ho conosciuto un amico, un avvocato, Massimo Biondi, un imprenditore. Hai detto già il nome? Ecco, no, una chicca nel senso che è una novità, che potrebbe interessarsi del San Gregorio. Linfa nuova allora? Linfa nuova no, ma non occorre grande economia, occorre fare, ripeto, il passo quando è lungo la gamba, anche perché probabilmente siamo l'unica società. Tra altre cose abbiamo un allenatore giovane che... Massimo Scrivano, che voglio salutare e augurargli un in bocca al lupo, che proprio sabato ha dovuto esordire rimettendosi i guantoni, perché abbiamo avuto la sfortuna di avere il nostro portiere squalificato, per cui in questi momenti non siamo riusciti ad avere l'opportunità di sostituire il portiere. Massimo ha grande qualità, Massimo ha grande qualità, lo afferma a viva voce. Qualità a livello morale, sì. Anche perché si è avventurato. L'anno scorso il San Gregorio aveva ben 3 portieri. Quest'anno come mai non anche un 12esimo? Di Mauro e Jacobello. Eravamo partiti con Gabriele Strano 94, perché sai che in queste categorie c'è il discorso dell'età. C'è l'obbligo di far giocare 94, 95, 96. Il ragazzo si alternava, avendo preso io Meo del Paternò, mio ex giocatore della Leoncio, che tra le cose ha giocato anche nel Veronese. Naturalmente un portiere adulto, un portiere giovane ci davano l'opportunità al mister di scegliere. Il ragazzo ha fatto bene fino a Siracusa, tanto è stato lodato nella famosa partita con Siracusa. Dopodiché è stato importunato, il mister ha fatto giocare a mister Bianco Meo, ma trovando questa alternativa non se l'è sentita più
di mettersi in competizione e ha preferito lasciarci. Per cui Vabbè. noi oltretutto non possiamo obbligare nessuno, sono tutti proprietari di Massimo è ancora bravo però in porta. No, ma dico, ma è una cosa, spero momentanea, nel senso che speriamo di Certo. fare dura la squalifica a Meo, ma abbiamo preso un ragazzino Marraffino Tra l'altro Massimo Verde, Scrivano, 26. altra parentesi, direttore, ha avuto una grande voglia di mettersi in luce. Ad esempio, L'anno scorso lui d'estate si era impredicato di allenare quello che doveva essere la Ciriale 1946. Questa cosa non si è fatta, e quando lei le ha offerto questa possibilità, lui si è... Io ho avuto la fortuna, tra virgolette, un minuto preciso però, di fare il direttore 5 giorni con Palella, infatti. dove Massimo Scrivano doveva essere l'allenatore del futuro. Sì. Dopo invece... 5 giorni ho steso un velo pietoso e ci fermiamo qua. E Scrivano è venuto con lei. E ci fermiamo qua. Bene, abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Prima di congedare anche il nostro ospite Renato Marletta, adesso una domanda più tecnica in qualità di presidente dell'Associazione Italiana Allenatori per quanto riguarda la Regione Sicilia. C'è stata un po' di confusione su questo aggiornamento dei tesseramenti da parte degli allenatori. Allora, diciamo chiaro a tutti gli allenatori che ci ascoltano. Allora, perfetto. il famoso tesserino di allenatore Sì. non è altro che una licenza di allenare. Per normativa UEFA europea, Sì. tutti gli allenatori abilitati hanno l'obbligo di frequentare 5 ore di aggiornamento nel triennio 2013, 2014, 2015. Naturalmente gli allenatori devono essere regolarizzati al settore tecnico, Chiaro. gli arriverà una password, si devono riscrivere e c'è l'opportunità di farlo online a 65 euro oppure nel territorio, quello dell'AICA, a 15 euro. Perfetto. La normativa recita che tutti hanno l'obbligo entro il triennio, significa che tu allenatore, se non lo fai quest'anno, non lo fai nel 2014, nel 2015, entro il 31 dicembre, hai l'obbligo di frequentare 3 corsi di aggiornamento in tutto l'anno, se no nel 2016 non puoi più allenare. Ecco, sottolineiamo questa cosa, adesso Ripeto, il noi Presidente come ce l'ha AEC spiegata in maniera molto noi chiara. come AEC diamo l'opportunità di farlo nel territorio, ma non siamo, noi siamo i gestori. Certo, chiaro, è logico. Significa che il settore tecnico di Coverciano ci manda tutti i nominativi che sono registrati, dopodiché noi altri mettiamo a disposizione il tecnico di Coverciano, i locali, il campo per fare questo aggiornamento, anche perché in tutte le categorie ci si aggiornano, Certo. non vedo perché l'allenatore non si dovrebbe La aggiornare. possiamo fare una domanda cattiva prima di congedarlo? Ma è vero che molti allenatori portano gli sponsor per allenare? Allora, non è una diceria, purtroppo è una realtà. La mia anche vuole essere una cosa per normalizzare e riderci un po' su. Allora, a parte dico, tu mi conosci che ci leggo un episodio quando tu hai iniziato a fare l'allenatore, io facevo il direttore a Via Grande. Infatti, mi ricordo. Allora, il discorso dello sponsor va semplicemente riletto, nel senso che se tu hai l'opportunità di avere qualche amico che ti permette con delle fatture, con degli sponsor, di avere una congrua somma, ti offri, tra virgolette, alle società per allenare. Però direttore, io non condivido neanche questo No, aspetta, perché è un'associazione sportiva piccola. Facciamo un po', allora, facciamo un po' il permettimi, concetto. noi in tutte le riunioni, in tutte le nostre esternazioni, diciamo sempre che una qualità fondamentale per l'allenatore è la dignità, Ecco. che può essere competente o incompetente, che fa delle scelte che possono essere non condivise ma devono essere rispettate. Il problema diventa che purtroppo sta prendendo di moda, ma non solo nelle nostre categorie dilettantistiche. Io ti posso portare esempi Anche di dei professionismo. professionisti, chi ha la fortuna. È chiaro che poi di fronte alla mancanza di risultati un allenatore non si può sostenere perché c'è lo sponsor, si deve essere esonerato, anche perché l'esonero che non è condiviso dà la possibilità ad altri di allenare. Ma il problema è che chiudiamo, Sì. Ettore, velocemente. Io non condivido neanche questo aspetto, perché l'allenatore, seppur bravo, che ha la dignità, porta lo sponsor. Io dico un'altra cosa: una società anche dilettantistica, anche in eccellenza e promozione, deve essere organizzata in maniera tale che c'è il dovrebbe, condizionale d'obbligo, essere organizzata in modo c'è il responsabile commerciale, il segretario, il responsabile amministrativo. Pensare che gli sponsor li porta chi si trova un amico, secondo me oggi nel 2014, oggi siamo rimasti, direttore, il problema è questo: pensiamo ancora allo sponsor dell'amico, al contributo del comune, sento ancora presidenti sono che pochi reclamano il investitori. contributo Posso del comune. suggerire- Nel posso 2014 credo che questi discorsi Mi lasciano. permette di suggerire una via d'uscita? Sì. Allora, da noi ci vuole la cultura dell'associazionismo
che si fanno dirigere da una sola persona. Stop. Ecco, giusto. E con questa bellissima insomma, frase che chiarifica un po' tutto, io saluto e ringrazio il mister Renato Barletta, presidente dell'Associazione Allenatori Catanesi Siciliani in modo particolare, direttore generale del San Gregorio. E la prossima sfida qual è a questo punto? No, consigliere federale dell'AIEC. Anche giustamente. Quindi, no, io volevo intanto fargli in bocca al lupo la trasmissione. Grazie, soprattutto perché aprite questa finestra. Poco fa ho ascoltato con piacere che farà un giro per le scuole calcio. Sì, sì. È una cosa fondamentale, da non trascurare il calcio a 5 e anche il calcio femminile che sta prendendo sempre più piede. È vero, è vero. Ma soprattutto di fare delle visitine in quelle società che hanno bisogno di visibilità e di trasparenza, perché credetemi, dietro una società dilettantistica ci sono tanti sacrifici. È vero, c'è tantissima gente che lavora dietro. Grazie Grazie a voi, in bocca al lupo per la trasmissione. Marletta, salutiamo il nostro Carmelo Puglisi che rivedremo la prossima settimana di nuovo per parlare di interregionale, nonché del campionato di eccellenza Girone A e Girone B. Salutiamo e congediamo il debutto anche televisivo della nostra Federica Di Benedetto. È andata benissimo, tranquilla. E allora facciamo una cosa, mi lanci la pubblicità così poi dopo conosceremo anche l'altra nuova penaltina, Giulia? Certo. Benissimo. Piccolo stacco pubblicitario. Ritorna penalty, a voi studio. Rientrati in studio, abbiamo messo da parte il campionato di Serie D, il campionato di eccellenza Girone A e Girone B. Adesso andremo a vivere l'atmosfera del campionato di promozione, però intanto devo subito presentare la seconda penaltina, il suo debutto anche per lei televisivo, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Federica era un po' emozionata, tu ti vedo più un tranquilla. pochino, un po' di emozione c'è sempre. L'emozione c'è sempre, però sicuramente poi strada facendo questa emozione scomparirà. Chissà se scomparirà l'emozione anche al nostro nuovo commentatore del campionato di promozione, ovvero Francesco Rametta. Però Francesco, io devo chiamarti per forza Ciccio, mi viene più facile. Posso chiamarti Ciccio? Non c'è Ciccio Rametta. Benissimo, il suo è un debutto a tutti gli effetti. Con lui racconteremo in questa stagione televisiva 2013-2014 il campionato di promozione. 4 gironi, il girone A, B, C e D. È successo un po' di tutto anche in questa domenica e tra poco insomma lo commenteremo insieme a te. Mentre do il benvenuto al mister Antonio Costa. Buonasera mister, che quest'anno si è preso una leggera stagione di riposo, anche se poi riposo non è, perché tu alleni in terza categoria con il Tutto Catania, società di Claudio Cammarata, che salutiamo e che a questo punto dovrò invitare per forza con piacere in studio. Cammarata, come sapete, è il direttore generale del Calcio Catania, quindi ha anche questa parentesi dilettantistica, a dimostrazione che comunque lui crede nel lavoro anche dilettantistico del progetto calcio. Quindi una pausa che durerà forse un anno, oppure chissà, magari con il Tutto Catania inizia un'avventura nuova. Ma c'è un progetto che stiamo seguendo proprio con Claudio, vogliamo portare questa squadra a buoni livelli, abbiamo iniziato abbastanza bene, quindi... Bene, adesso ci racconterai qualche cosa, perché il campionato di terza categoria, che purtroppo noi non seguiamo perché i gironi sono tantissimi, è un campionato che comunque è particolare, c'è intensità, c'è tanta voglia di mettersi in gioco ogni domenica, tantissimo sacrificio probabilmente, no? Sì, noi siamo in un girone in cui si trovano squadre anche abbastanza blasonate, cioè abbiamo il Giarre piuttosto che diverse squadre dell'Acese. Con te però parleremo di promozione, perché tu la promozione la conosci bene, come se la conosci bene. Allora, diamo subito parola a questo punto a Giulia, subito con i risultati del campionato di promozione. Lo facciamo con il girone A. Cefalù Calcio batte Cus Palermo 3-1. Delfini Vergine Maria Real Calcio 2-1. Castellammare Calcio 94 Fulgatore 1-0. Favignana batte Strasatti 5-1. Montemaggiore Città di Carini 2-0. Paceco 1976 batte Ligny Trapani 3-2. Salemi Monreale 1-0. Riposa Dattilo. In classifica, in questa 14ª giornata, abbiamo in testa la squadra trapanese del Paceco, però c'è grande bagarre alle sue spalle. Guardiamo la classifica al completo. Paceco 29 punti, Dattilo 27,
Salemi 26, Cefalù 24, Monreale, Ligny Trapani 22 punti, Castellammare 21, Montemaggiore 20, Real Calcio 15, Cus Palermo 13, Favignana, Delfini Vergine Maria e Fulgatore 12 punti, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 3 punti. Grazie Giulia, un brevissimo commento lo affidiamo naturalmente a Ciccio Rametta. Ciccio, il Paceco vuole vincerlo questo campionato? Il Paceco vuole vincerlo, ma non è affatto indisturbata la sua corsa. È stata una giornata di campionato con partite molto equilibrate. Ti faccio notare che non abbiamo avuto alcun pareggio in questo girone, in questa giornata, ed è stato il girone con più gol segnati. Sono stati segnati 22 gol quest'oggi e con gli anticipi di ieri. Il Paceco appunto ha sorpassato il Dattilo che riposava, ma sottolineiamo che il Salemi, che è a -3, ha una partita in meno. Benissimo. E il Salemi vanta anche il miglior attacco del girone. Questo è importante perché insomma le squadre trapanesi di riflesso vivono questa loro atmosfera con questo Trapani che in B non va tanto male. Sì, l'anno scorso comunque il Paceco ha fatto molto bene in prima categoria, anche nella Coppa, quindi credo che abbiano fatto anche lì delle cose per una programmazione anche per il futuro. Quindi credo bisogna fare così, Antonio, penso che questo me lo puoi sicuramente confermare. Diamo adesso lettura dei risultati con la relativa classifica del campionato di promozione, parliamo del girone B. A Villafranca Tirrena, Castelbuono batte Atletico Villafranca 2-1. Castelbuonese Riviera Messina Nord 4-0. A Terme Vigliatore Ciapazzi Pistunina 0-0. A Fiumefreddo Sporting Taormina batte Fiumefreddese 1-0. A Messina Città di Milazzo Ghibellina 2-0. A Sant'Angelo di Brolo Sant'Agiolese Sinagra 0-0. Torregrotta Mamertina 3-3. Riposa Randazzo. Vince lo Sporting Taormina, ma vince pure anche la Castelbuonese ed entrambi sono in vetta in questo girone B del campionato di promozione. Classifica. Castelbuonese e Sporting Taormina 29 punti. Sant'Angiolese Città di Milazzo 27. Pistunina 20, Fiumefreddese, Sinagra 19 punti, Ciapazzi 18, Mamertina 17, Randazzo 16, Castelbuono 14 punti, Torregrotta 12, Ghibellina Atletico Villafranca 6, chiude la classifica Riviera Messina Nord con 4 punti. Ciapazzi e Riviera Messina Nord una partita in meno. Ciccio, Sporting Taormina che oltre a primeggiare, parliamo del Taormina in eccellenza, vedo che anche nel campionato di promozione ambisce probabilmente ad un'altra vittoria sonante in campionato. Beh Ettore, se il girone A era un girone con un padrone contrastato, al momento il girone B è proprio molto appassionante. Stamattina quando lo studiavo e vedevo i risultati degli anticipi e mi preparavo per le partite di oggi, vedevo che erano 3 squadre stamattina in testa, che erano Castelbuonese, Sporting Taormina e Sant'Angiolese. Quindi mi sono divertito a fare un paragone politico attuale, sì, c'erano le primarie oggi nel girone B di promozione e dalle primarie è uscito un ballottaggio con Castelbuonese e Sporting Taormina che sono andate a vincere, mentre invece la Sant'Angiolese si è fermata e ha racimolato solo un pareggio. Ti segnalo un big match nel prossimo turno, Sporting Taormina, Sant'Angiolese. Oh, bello, bello, questo sarà un incontro da senza dimenticare il Città di Milazzo che si è inserito ed è al secondo posto. Antonio, però il fatto che insomma il Taormina è in eccellenza, in promozione lo Sporting Taormina, cioè si rischia poi magari un po' di sperperare un patrimonio economico per una piccola cittadina che poi tanto piccola non è ed è sicuramente molto importante, qual è appunto Taormina. Ma io sono del parere che bisogna sicuramente unire le forze, ma a Taormina c'è una tradizione anche a questi livelli, cioè le squadre sono state sempre importanti. Stesso discorso a Castelbuono, io ho avuto l'opportunità di incontrare la Castelbuonese l'anno scorso in Coppa Sicilia e devo dire che c'è un clima abbastanza sereno e soprattutto
di serena competizione anche con l'altra squadra del paese. Possibilmente con giocatori del luogo, Sono senza del grande luogo, sono del dispendio luogo. di energie economiche. Sono del luogo, sono una squadra che secondo me quest'anno farà il salto di categoria. Però attenzione a questo Sporting Taormina. Sì, secondo me può far bene, però la Castelbuonese secondo me... Benissimo, vedremo se il tuo pronostico sarà azzeccato oppure no. Proseguiamo, continuiamo a parlare del campionato di promozione e poi dopo mi ricollegherò ancora di più con Antonio, perché parleremo di un girone importante, perché quello insomma di Giarre, Troina, Atletico Catania, chi più ne ha più ne metta, squadre che probabilmente forse insomma è una categoria limitata questa qua della promozione. Secondo me sì, potrebbero ammirare a categoria superiore. Benissimo, però vedremo come andrà a finire. Diamo subito a questo punto lettura i risultati e poi la classifica del girone C del campionato di promozione. Aci San Filippo, Giarre Calcio 2-2. Agiria, Nissoria, Sporting Battiati 2-2. Atletico Catania batte Rari Nantes 3-0. Real Aci Troina 1-1. Real Avola Sicula Leonzio 2-0. Sport Club Palazzolo Atletico Pedara 1-1. Sporting Priolo batte Pachino 2-1. Riposa Comprensorio Normanno. Seppur pareggiando ad Aci San Filippo, il Giarre continua ad essere la squadra leader di questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo. Giarre Calcio 33 punti. Comprensorio Normanno 27, Sicula Leonzio 24, Real Aci 22, Sporting Priolo 21, Sporting Battiati Sport Club Palazzolo 20 punti, Atletico Catania Pachino 19, Aci San Filippo 18, Troina 14, Atletico Pedara 13 punti, Rari Nantes 8, Agira Nissoria 6, chiude la classifica Real Avola con 1 punto. Anche Agira e Troina una partita in meno. Ciccio, Giarre che mi sa che questo insomma, è l'anno suo, no? L'anno della promozione. Facciamo tutti i debiti scongiuri, però sulla carta sembrerebbe l'anno della definitiva consacrazione e quindi del passaggio al campionato di eccellenza. Allora, scusandomi con i tifosi del Giarre che saranno magari un po' più scaramantici di Ettore, staranno toccando ferro. Sì, il girone C ha una squadra battistrada che è il Giarre, anche se oggi si è fermata fuori casa, che nel prossimo turno avrà, anche qui segnalo, una bella partita tra il Giarre e il Real Aci, quindi sicuramente sarà una partita importante che, qualora il Giarre dovesse vincerla, è sempre fanno gli scongiuri, potrebbe veramente andare in fuga. Come tu sai, io sono un accanito scommettitore, quindi mi piacciono i dati statistici numerici. E quindi? E oggi ti dico che la 14ª giornata del girone C è stata una giornata con 20 reti segnate, quindi anche qui molti gol, molti over come si dice in gergo, e ben 5 partite su 7 hanno segnato entrambe le squadre. Non parliamo però di scommesse nel campionato dilettantistico, perché insomma, non vorrei che magari qualcuno insomma, con la fantasia volasse, Antonio, no? Perché l'anno scorso c'era qualcuno che addirittura scommetteva sulle partite nel campionato dilettantistico siciliano, si giocava a Malta, quindi vabbè, lasciamo stare, storia vecchia. Giarre in testa, 33 punti, dietro insomma c'è un po' di bagarre, però sulla carta credo che il Giarre quest'anno forse corona un sogno. Hanno mantenuto l'intellettuale dell'anno scorso, hanno dei calciatori abbastanza importanti anche per questa categoria, mi riferisco da Leo e Sottile, che sono comunque si conoscono molto bene. Poi Romeo è un allenatore abbastanza da sicurezza, però io non lascerei dietro l'Aci San Filippo di Zingherino. È un po' attardata però, Sì, però Zingherino ha preso la squadra da poco e secondo me lui ha molta competenza. È un allenatore determinato. Assolutamente. E c'è qui una situazione in cui ci sono squadre che
per scelta hanno fatto il campionato di promozione, comprensione normale con il Paternò, e squadre ripescate dalla prima categoria pur non avendo fatto. Quindi è una situazione un po' strana. Infatti... Però, per esempio, il Real Aci, che ha fatto un campionato meraviglioso lo scorso anno, ha vinto proprio il suo girone, quest'anno con la sua stessa intelaiatura nelle zone alte della classifica. Non è così, perché loro hanno fatto una scelta d'inizio con un allenatore che ha cambiato praticamente radicalmente tutto l'assetto dell'anno precedente. Però l'obiettivo della società è quello di vincere. L'obiettivo della società è di perlomeno fare i playoff. Hanno adesso sostituito l'allenatore Cesciuto, che è abbastanza importante, l'anno scorso alla San Pio, quindi anche loro secondo me faranno una gran bella figura nel torneo. Leonzio Ciccio che ha riorganizzato il tutto, nuovo presidente, nuovo allenatore, salutiamo per Paolo Alderisi, ma soprattutto una squadra che rappresenta una città che ha un blasone importantissimo. Beh, direi che per un siracusano magari è una bella notizia, perché comunque tante vicissitudini in questi anni a Lentini avevano fatto sì che la squadra non esprimesse quello che la piazza magari merita. Quindi speriamo sia l'anno buono, perlomeno per un campionato all'altezza della situazione. Certo, ci mancherebbe. Passiamo adesso al girone D e chiudiamo quindi la finestra dedicata al campionato di promozione. 14ª giornata, questi i risultati. Accademia Empedoclina batte Comiso 2-1. Jobbing Santa Croce Atletico Gela 1-0. Ad Acate Real Biscari Canicattì 3-2. Sciacca Libertas 2010 1-1. A Racalmuto Ribera 54 batte Sporting Club Racalmuto 1-0. A Caltagirone USA Sport Aquila San Michelese 1-0. Riposano Mussomeli ed Aragona. In classifica con questa vittoria fuori casa il Ribera consolida la prima posizione, a seguire tutte le altre squadre. Grosse difficoltà secondo me per quanto riguarda le inseguitrici, perché il Ribera sia per blasone sia anche per organizzazione probabilmente è la squadra da battere in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Ribera 54, 32 punti. Mussomeli 27. Libertas 2010 21. Sporting Club Racalmuto 19, Comiso Canicattì 18 punti, Accademia Empedoclina 16, USA Sport 14, Sciacca 13, Aragona e Jobbing Santa Croce 12 punti, Atletica Gela Real Biscari 8 punti. Chiude la classifica Aquila San Michelese con 5 punti. E sottolineiamo anche che lo Scicla è stato escluso dopo la quarta rinuncia e che inoltre l'Aquila San Michelese, l'Aragona, il Canicattì e la squadra dello Sciacca hanno una partita in meno e addirittura lo Sciacca 2 punti di penalizzazione. Punti di penalizzazione. Ho detto bene su Ribera? Se il girone A e il girone B ricalcavano un grande equilibrio, sulla scia del Giar nel girone C abbiamo il Ribera nel girone D, che oggi ha conseguito questa... Faceva l'interregionale lo scorso anno. Evidentemente vuole tornarci, insomma. Probabilmente sì. L'obiettivo è quello. La vittoria di oggi ha permesso di allungare sulla seconda, che era ferma, che riposava, e quindi fermo restando che, come diceva poco fa il mister, a dicembre uno deve sempre stare attento a non fare come posso dire, commenti definitivi, perché tutto può cambiare. Aspettiamo un po' le giornate post mercato. Diciamo che c'è invece molto equilibrio nella lotta playoff. Il girone D è stato il girone con meno gol, anche se è quello con meno partite, perché come dicevi tu giustamente, in virtù del ritiro dello Scicli si giocano 6 partite anziché 7. È stato quello con meno gol, 13 gol, partite molto equilibrate, vittorie di misura e solo un pareggio. Quello di Sciacca. Insomma, sì, Ribera probabilmente è una squadra ben organizzata, però dietro, deve stare attento, non deve mangiare troppi panettoni e deve prepararsi. Giusto, questa dei panettoni. Antonio, per chiudere sul campionato di promozione, il Ribera, dicevo poc'anzi, insomma, fino all'anno scorso giocava nell'interregionale, un campionato importantissimo. Questa è la dimostrazione che se non si
si è organizzati, probabilmente poi insomma, mantenere il livello altissimo è sempre molto 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 difficile. Ma qui c'è il discorso di Bera che fa sicuramente una squadra importante. C'è da sottolineare anche che lo Scicli ha abbandonato il torneo, e questo è sicuramente una sconfitta per questo tipo di società che hanno fatto veramente molto anche in passato. Squadre con punti di penalizzazione che un po' fanno è lo specchio di quello che c'è nel calcio dilettantesimo. Tra l'altro Scicli, che insomma è un nome importante, no, della provincia ragusana, che è costretta praticamente in pieno campionato a rinunciare. Questa è la dimostrazione che se non si è preparati e organizzati si rischia solo di soffrire. Non si può improvvisare assolutamente. Allora, per chiudere e ringraziare anche la presenza di Antonio Costa, volevo fare la battuta finale legata a questa tua nuova esperienza col Tutto Catania. Hai detto che è un progetto che sta partendo pian pianino, ma è da questi piccoli progetti che si buttano le basi probabilmente per delle cose anche un po' più impegnative. Sì, noi abbiamo condiviso questa scelta con Claudio, abbiamo vinto 7 partite su 7, quindi voglio dire siete uno squadrone. Non è quello. Però sicuramente ci sono moltissimi giovani e soprattutto, ripeto, un momento di studio anche per il futuro. Benissimo. Di fare è anche un campionato un po' meno stressante rispetto a quelli che hai vissuto sino a un paio di anni fa. Molto meno stressante, sì. Bene, allora noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e ti prometto ufficialmente, vedremo un po' di incastrare anche la disponibilità di Claudio, di avervi di nuovo ospite. Assolutamente. Qui ospiti in questo caso, perché insieme a Claudio... dopo altre 7 vittorie magari. Dopo altre 7 vittorie magari. No, con l'anno nuovo sicuramente a quel punto il campionato sembrerebbe un po' quasi definitivo. In positivo. Assolutamente. Benissimo. Buon lavoro ad Antonio Grazie. Costa, allenatore del Tutto Catania, squadra di terza categoria, ma per l'occasione mi sembra giusto coinvolgere Antonio, a parte perché insomma lui è sempre stato una persona molto disponibile, perché volevo parlare del campionato di promozione, che è un campionato importante. Ciccio, devo farti i complimenti, sei stato pimpante, preparatissimo, bravo, veramente bravo. Il debutto del nostro commentatore del campionato di promozione è stato straordinario. Hai superato a pieni voti il tuo debutto televisivo. Allora, qualche panettone io lo mangerò. Panettone lo mangerai sicuramente. Bene, allora noi con il nostro Ciccio ci vedremo chiaramente la prossima settimana con il campionato di promozione. Invece la nostra Giulia rimane qui perché adesso anche lei ha imparato a memoria il lancio della pubblicità. Sì, Ettore, ci vediamo proprio tra qualche minuto, sempre qui su Sesta Rete, canale 215. Rieccoci di nuovo qui in diretta su Sesta Rete, l'appuntamento domenicale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo ritornati, perdonateci per qualche mese di assenza dovuta al cambiamento totale della linea editoriale della nostra televisione. Voglio ringraziare naturalmente il nostro direttore Chris Grasso, voglio chiaramente ringraziare il nostro editore Mario Sorace. Siamo ritornati a grandissima richiesta, questa è la terza stagione di Penalty, raccontiamo il calcio in una maniera totalmente diversa perché parliamo solo ed unicamente di quello che insomma potenzialmente ne parlano poco in TV. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di regalare informazioni più chiare e più possibilmente importanti per chi vive questa realtà sportiva. Saluto subito in postazione un nuovo debutto, questa è una redazione completamente rivalutata ed è pronto adesso il suo, anche per lui, non quasi debutto televisivo, quasi debutto. Un quasi debutto. Un quasi debutto, insomma, ha avuto anche già altre esperienze televisive. Parliamo di Antonio Borghi. Ciao Antonio. Ciao Ettore, ciao a tutti. Con lui chiaramente parleremo della prima categoria. È una categoria interessante perché ogni partita si vive sempre sul filo del rasoio, c'è sempre... E sono categorie dure, molto dure. Salutiamo a questo punto nell'angolo degli ospiti due carissimi amici, intanto subito il vice sindaco del comune di Mascalocia, Fabio Cantarella, delega lo sport. Sì, con delega lo sport. Sottolineiamola questa cosa perché è importante. E poi salutiamo anche il presidente del città di Mascalocia, Giovanni Spina. Ciao Giovanni. Buonasera. È andata male. Grazie è per andata l'invito. male. È andata male. È andata male. Fa parte del calcio. Fa parte del calcio. Tempi duri. Tempi duri per tutti, ci mancherebbe. Però
però so che state preparando, ecco, spiegato la vostra presenza importante all'interno della trasmissione, un'iniziativa bellissima che è il torneo di Natale legato a delle categorie meravigliose che sono quelli dei pulcini, dei giovanissimi e degli esordienti. Sì, quindi insomma, meglio di così, quando si parla di calcio si deve parlare anche di questa parte spensierata. Diciamo che è la parte più importante. La parte più importante. Perché Beh, loro è il futuro che avanza. È il futuro che avanza. Giustamente. Parleremo del campionato di prima categoria, però come al solito lo dividiamo perché essendo 8 gironi non c'è spazio per tutti gli 8 gironi, lo facciamo presentando 4 gironi in schermata e 4 invece con il commento veloce e sintetico di Antonio Borzì. I 4 gironi di cui non parleremo attraverso la schermata sono? Sono il girone B, il girone C, il girone D e il girone H. Per intenderci di chi parliamo? Siamo nella zona più o meno del trapanese e palermitano, ma abbiamo soprattutto in questi gironi una particolarità: ci sono stati molti scontri diretti. Sì? Per esempio nel girone B il Siculania si è affermato contro l'Eraclea 3-2, agganciando in vetta lo stesso Eraclea che prima era al primo posto. Benissimo. Altro scontro diretto nel girone D con il Merì che pareggia contro l'Iniziativa 1-1. Per i restanti gironi, il girone C e il girone H, invece abbiamo dei risultati che hanno rispettato il pronostico, quindi le prime squadre hanno sempre vinto. Possiamo conoscere i nomi delle squadre che sono in testa? Il Futura che vince e si conferma in vetta nel girone C, Sì. e il Gela che vince e si impone 4-0. Benissimo, nel girone sintetico e preparatissimo il nostro Antonio Borzì. E allora a questo punto schermata con i risultati e la classifica del girone A di prima categoria. A Marsala, Borgata Terrenove batte Città di Castaldaccia 3-2. A Bagheria Partini Caudace 1-0. Bolognetto, Ezio Roma Calcio Isola 3-2. A Torretta, Isola delle Femmine batte Campobello di Mazzara 2-1. A San Giuseppe Iato, Iatina Promorreale Sparta Palermo 1-0. Equip Palermo batte Bonagia Sant'Andrea 2-1. Possiamo far partire anche la schermata tra qualche istante del girone A con il commento anche di Antonio. In testa abbiamo questa Borgata Terrenove. Si è confermata in testa, anche in questo caso sono stati rispettati tutti quanti i pronostici, perché la Borgata Terrenove ha vinto contro la Città di Casteldaccia. Una grande attenzione però in una partita che riguardava la zona bassa della classifica, perché in prima categoria, come ben sappiamo, è fondamentale guardare sia le zone alte ma anche a mantenere la stessa categoria per i sacrifici che si fanno, è molto importante. Giusto. Infatti c'è stata Lazio Roma che ha perso contro il Bolognetta, è uno scontro che non ha permesso a Lazio Roma di agganciare il Bolognetta nella lotta per i play-out. Perfettissimo, passiamo adesso all'altro girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone E, dove abbiamo questo Trecastagni che sembrerebbe veramente di categoria superiore. Diamo subito il tabellino dei risultati di questa 12ª giornata. Trecastagni batte Aci Bonaccorsi 1-0. Aci Sant'Antonio Real Venerina 1-0. Desport Gaggi batte Aci Catena 1-0. Ionica Sporting Giardini 4-0. Calatabbiano batte Lineri 3-1. Milo Russo Sebastiano 1-0. Robur batte Messina Sud 1-0. Sono già 6 punti di vantaggio del Trecastagni. Un commento? È un Trecastagni Antonio? che viaggia spedito, anche in infatti. questo caso poca scaramanzia. Ha vinto praticamente. Possiamo far vedere anche la schermata della classifica? Con i suoi 31 punti, 6 punti di vantaggio nei confronti della seconda. Da sottolineare però in questo caso la sconfitta dell'Aci Sant'Antonio contro il Real Venerina. Aci Sant'Antonio terzo che perde contro una squadra che sulla carta non doveva preoccupare la squadra di Aci Sant'Antonio. E io non sottovaluterei neanche il Milo, no? Che quest'anno probabilmente il Milo ci prova in un certo senso, ma deve guardarsi come sempre, come abbiamo detto prima, anche ancora presto, perché c'è sempre un calciomercato e quindi anche un piccolo innesto può cambiare la classifica. E adesso è il momento di parlare anche del girone che riguarda i nostri ospiti del Città di Mascalucia. Diamo subito i primi risultati, poi voglio sentire il commento del Presidente e il commento anche insomma di un'autorità sportiva del comune di Mascalucia. Girone F di prima categoria, questi risultati. New Pozzallo Atletico Scicli 3-1.
Atletico Militello. Aspetta un attimo. Girone F, abbiamo una piccola, ecco. Leggo io. Gravina batte Cometa Calcio 3-1, Bronte Belpasso 2-2, Città di Catania batte NB Mister Bianco 1-0, a Mascalucia Valverde batte Mascalucia 3-0, Randazzo batte Real Paternò 3-1, Real Adrano San Giovanni La Punta 0-1 ed infine Tremestieri Maletto 1-1. Città di Catania che con questa vittoria balza in testa. Antonio. Era uno scontro al vertice quello fra Città di Catania e Mister Bianco, una vittoria di misura però che ha permesso di sorpassare, di fare questo salto in avanti. Altro scontro al vertice era quello fra Randazzo e Real Paternò con la vittoria del Randazzo 3-1 che ha permesso anche di fare un passo avanti. Purtroppo il Mascalucia dei nostri ospiti ha chiude il passo nei confronti di Valverde pur giocando in casa. Mascalucia che perde in casa 3-0 col Valverde. Da sempre hai detto che comunque non bisogna mai fare polemica, bisogna sempre costruire e vivere in positività tutto. Però adesso l'atmosfera si fa un po' ingarbugliata per questo Mascalucia. Noi Ettore quest'anno abbiamo costruito una squadra importante prendendo anche un allenatore importante come Carlo Platanini. Sì. Al momento siamo una squadra attenuante, cioè i risultati perdiamo, vinciamo. Sembra quasi che vi manchi il passo per fare... Ci manca la continuità, cioè non siamo riusciti a trovare la continuità al momento. Però noi... Che succede adesso? Che succede? Domani ci sarà una riunione societaria. Giusto, no? Bisogna fare di nuovo quadrato. Stiamo intervenendo nel mercato. Anche sul mercato, sì, certo. Sì, prendendo già, abbiamo preso qualche giocatore. Non solo la posizione del nostro mister. Ci dai questo scoop sì, purtroppo, questa sera? Domani con calma avrete modo di riordinare un po' le idee, no? Sì. Voi venite da una retrocessione, però avete fatto quadrato, avete comunque ricostruito un progetto a Mascalucia. Un progetto comunque che parte sempre da lontano, giusto? Certo. Perché noi abbiamo, lo posso dire a voce alta, un grosso settore giovanile. Sì, è vero. Dove primi sia negli allievi che nei giovanissimi. Primi negli allievi, nei giovanissimi e anche nella juniores. E secondo me si parte sempre dalle fondamenta. Certo. Poi la prima squadra cercheremo di raggiungere l'obiettivo quantomeno dei playoff. La vetta mi sembra difficile, giusto? Però come diceva prima l'amico Renato per Marletta, parlare di una stagione la matematica non ci condanna al momento. Giustamente è ancora presto, è prematuro parlare di una stagione negativa. No. Non è negativa, però al momento secondo me siamo una piccola delusione di questo campionato. Va bene. Per la classifica che abbiamo. Avete secondo me l'arma giusta per riordinare tutto. Sicuramente. La vostra determinazione. Sicuramente. Bene? Penso che siamo organizzati rispetto a tante altre società per poter risalire la china. Benissimo, tra poco parleremo anche con Fabio Cantarella su questo torneo e su Mascalucia, però adesso voglio chiudere il tabellino della prima categoria e lo faccio con il girone F. Ci sei? Perfetto, vai con i risultati. No, girone G, scusa. A Scicli, New Pozzallo batte Atletico Scicli 3-1. Atletico Militello Belvedere 2-2. Ad Augusta, Floridia batte Città di Augusta 3-1. Canicattini, Megera Augusta 1-0. A Modica, Marina di Ragusa batte Frigintini 4-1. A Siracusa, Sporting Eubea Ellenica 1-0. A Ragusa, New Team Ragusa batte Carlentini 4-0. La squadra siracusana del Belvedere in testa, possiamo far vedere anche la schermata della classifica e c'è il commento di Antonio. Come dicevamo prima, la prima categoria ha sempre delle sorprese. C'è stato lo scontro fra il Belvedere e l'Atletico Militello che pur avendo una partita in meno è ultima in classifica, pareggio. L'Atletico Militello in casa riesce a strappare il pareggio alla prima in classifica. In questo testa coda non si è affermato la legge, non c'è stata la legge del più forte. In questo girone ci sono due squadre di Augusta, il Megara e Città di Augusta. Il Megara non è riuscito ad affermarsi, nel senso che poteva approfittare di questo passo falso della capolista, ma ha perso nei confronti del Canicattini. Ebbene, a questo punto bisogna vedere le prossime settimane cosa succede, perché poi il calciomercato cambia un po' le carte in tavola, no? Cambierà la storia. Già potenzialmente molti giocatori hanno già cambiato casacca, quindi ancora bisogna assestare tutto. Ma sicuramente c'è alcune società resettano proprio. Sì. Poi sai, magari si vive di false promesse. È vero, è vero. I giocatori cambiano casacca facilmente. È vero.
Bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario. Saluto Antonio, conciso, bravissimo, complimenti per il tuo quasi debutto. Con lui ritorneremo a parlare di prima categoria naturalmente la prossima settimana. Grazie ad Antonio. E adesso devi lanciare la pubblicità con la tua voce, la tua serenità e devo dire anche la tua bravura, perché per essere una debuttante insomma è andata molto bene sin qui. Grazie. Sì, ci vediamo fra poco, sempre qui a parlare di calcio, naturalmente con tutti noi. Ultimo segmento della nostra trasmissione in diretta su Sesta Rete, vi ricordo ogni domenica a partire dalle ore 19:30 sino alle 21, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche domani mattina a partire dalle ore 8:30, questa è la trasmissione che racconta e vi fa vivere il calcio dilettantistico a 360 gradi dal campionato di interregionale sino al campionato di prima categoria, ma da quest'anno abbiamo messo da parte la seconda perché vogliamo fare una finestra settimanale al futsal, ovvero il calcio a 5. Allora per l'occasione la persona più preparata sul calcio a 5 è Alessio Patti, che salutiamo. Ciao Alessio. Ciao Ettore, spero di farvi appassionare per a quello che è lo sport che più mi ha dato e ha dato a tante persone. Ne sono pienamente convinto, poi sei giovane quindi sicuramente sarai super determinato. Allora, e poi parliamo del torneo di calcio giovanile di Natale a Mascalucia a fine dicembre, diamo subito lettura dei risultati l'unico girone che tratteremo sul calcio a 5, parliamo del campionato di Serie C1, i risultati. A Palermo, Mascalcia Calcio 5 batte Juventus Gaetano Scirea 8-5. Città di Leonforte, Azzurri Futsal Palermo 5-2. Adenna, Ennese, Nizza Futsal 3-3. A Librino, Dilettantistica Regalbuto batte Futsal Catania 3-1. Futsal Peloro Messina batte Ambur Sporting Club 4-2. A San Giovanni La Punta, MM Futsal Club, Arcobaleno Ispica 4-5. Progela, Mabonat 2-0. A Termini Imprese, Rea Calcio Virtus Termini 2-2. Allora facciamo una piccola correzione, intanto non è Mascalcia ma è Mascalucia, però giustamente essendo una novella sul calcio è stato scritto male, quindi giustamente l'ha letto giusto, è Mascalucia comunque, e poi alla fine è Termine non Imprese ma Termine Imerese, lo facciamo per sdrammatizzare, ci mancherebbe. Alessio, subito il punto velocissimo di questo girone unico che tratteremo sul calcio a 5. Nelle zone alte della classifica cade la capolista, l'Arbor Sporting 4-2, fuori casa appunto con la Futsal Peloro Messina che mette in cascina 3 punti importantissimi in ottica salvezza. E tuttavia non ne approfittano le inseguitrici perché l'MM Futsal cade nello scontro diretto per il secondo posto con l'Arcobaleno Ispica per 5-4 e la Nissa pareggia per 3-3 nel derby dell'entroterra siciliano contro l'Ennese. A 4 punti dalla capolista l'Arbor c'è il Progela a 26 che vince 2-0 contro la Mabonat e scavalca l'Azzurri Palermo Futsal che perde contro il Città di Leonforte appunto a Leonforte facendosi appunto agganciare dalla stessa città siracusana. In poche parole Palermo è un po' leader in questo girone, no? Ci sono molte squadre. E beh no, le prime 4 della classifica sono appunto, non sono palermitane perché l'Arbor Sporting è di Augusta, Augusta che ha una tradizione a calcio a 5 e che promette anche quest'anno sicuramente grande spettacolo. La promozione in Serie B è ancora tutta da giocare. Al centro della classifica il Mascalucia ottiene un'importantissima vittoria per 8-5 a Palermo contro la Juve Gaetano Scirea, il trascinatore Gigi Marchese con Bomber 5 reti, 25 in campionato, ottiene una vittoria Ti prometto che la prossima settimana avrai più spazio perché vedo che sei super preparato. Però prima di chiudere dobbiamo mandare subito uno spot che è quello che riguarda il torneo di Natale che insomma il comune di Mascalucia, ma soprattutto anche la direzione tecnica della città di Mascalucia, che ne è anche una delle organizzazioni più complete, vedrà in scena molti bambini e siamo contentissimi. Guardiamoci lo spot e poi parliamo con i nostri ospiti proprio in chiusura del nostro programma.
Mascalucia aspetterà con ansia questa miriade di bambini. Fabio Cantarella. Facciamo con questo torneo giovanile, dimentichiamo i dolori del Bologna Somma. Infatti dal 27 ospiteremo oltre 60 squadre da tutta Italia, anche la squadra di Malta, in un torneo giovanile che faremo. Noi di penalty lo seguiremo, Lo so, l'ho saputo e vi ringrazio, in diverse strutture sportive, dal campo nostro, quello storico, il Bonito Somma, Torre del Grifo. Quello del Catania Calcio, quindi insomma una bella atmosfera, no? Anche al palazzetto faremo. Un po' di difficoltà per organizzarlo, oppure c'è stata la massima disponibilità anche da parte dell'amministrazione probabilmente? Noi siamo ben felici di ospitare tornei di questo tipo, perché per noi lo sport appunto non è soltanto agonismo, ma è soprattutto formazione, integrazione sociale, trasmissione dei valori sani dello sport in un momento in cui la società sembra aver smarrito certi E poi con due belle strutture come quelle che insomma Mascalucia dispone, meglio di così non può andare, no? Sì, sono d'accordo, dobbiamo recuperare l'impianto, quello di Massa Annunziata. Però pian pianino lo rimetterete in sesto, quello di Massa Annunziata. È uno degli Annunziata. obiettivi che ci prefiggiamo. Il Comune sotto questo punto di vista credo che sta lavorando bene, quindi è di buon auspicio, non dico per questa stagione, ma per la prossima quantomeno. No? C'è una giunta che è molto attenta allo sport, il sindaco è un ex sportivo. E quindi dà benzina quando ci sono queste cose. È stata soltanto una brevissima presenza quella vostra, però siccome già l'ho anticipato, seguiremo in prima persona chiaramente tutto il torneo, sicuramente avrete spazi non di poco conto all'interno della trasmissione penalty, quindi racconteremo in maniera più determinata e poi soprattutto conosceremo le squadre che parteciperanno, perché come hai detto tu sono squadre anche importanti di caratura nazionale. Sì, c'è anche appunto Malta, quindi anche possiamo internazionale. E coinvolgeremo questi atleti anche in altre attività extrasportive, poi ne parleremo quando ne avremo la possibilità e speriamo di tornare con una vittoria del Mascalucia. Quello sicuro, a questo punto è una promessa, anche perché con tutte le evoluzioni che ci sono Dillo state. Spina non ne possiamo più, faccia qualcosa. Allora vi ricordo 27, 28 e 29 dicembre presso il campo comunale di Mascalucia, nonché chiaramente anche il centro sportivo di Torre del Grifo del Calcio Catania. Buon lavoro vice sindaco. Grazie, ti ringrazio per l'invito. Salutiamo anche il nostro Giovanni Spina, settimana prossima ci darai aggiornamenti a questo punto su quello che succederà. Buon lavoro. Grazie. Calmi e sereni. Tranquillissimi. Benissimo, salutiamo la nostra penaltina Giulia Buonasera Bonaccorsi. a tutti, ciao. Grazie Giulia, emozionata ma non più di tanto, quindi complimenti. Salutiamo anche Alessio con la promessa di insomma avere più spazio anche dalla prossima settimana sul Calcio a 5. Grazie. Complimenti anche per il tuo debutto televisivo. Noi ci fermiamo qui. Penalty ritornerà naturalmente la prossima settimana, stessa ora, cioè alle ore 19:30. Arrivederci a tutti.